Buonasera a tutti e ben ritrovati al nostro appuntamento con la diretta del martedì. Vediamo se si collegano i nostri amici, le persone che seguono il canale, gli amici dunque di questo canale di Hildegarda. Vedo che c'è già qualcuno, se scrivete vi saluto così vediamo chi c'è. Claudia, ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, intanto vi anticipo brevemente l'argomento della serata, che avrete visto probabilmente dal titolo. Questa sera ci occuperemo della protezione della casa, faremo un protocollo appunto di pulizia e di schermatura per quanto riguarda la casa e lo faremo appunto tramite la radionica e la radiestesia. Vi anticipo anche che bene, grazie, ciao Vincenza, grazie il mondo della radiestesia, benvenuti Valentina, Vincenza ancora. Bene, dicevo a proposito dell'argomento della serata, anche il Marietto domani sono già pronti appunto 2 video in particolare collegati a questo argomento. In quanto appunto alle 14 tratterà proprio della pulizia della casa e più che altro la protezione da malintenzionati e alle 18:30 parlerà della croce cosmica. La croce cosmica ha una bella storia, una storia che sicuramente vi affascinerà e che potrete sentire direttamente dalla voce del Marietto veneziano. Grazie anche a Rossana, Cristina, Letizia, Teresa, benvenute, bentrovate. Allora, come vi dicevo, questa sera parliamo della protezione della casa, ma prima di arrivare a questo argomento volevo ribadire un concetto che ho spiegato alle persone che seguono il canale nelle ultime pillole e anche nei gruppi, nel gruppo ormai ne è rimasto uno ben nutrito e ovviamente anche le persone dei gruppi Facebook ovviamente, ma io parlavo del gruppo Telegram nel quale appunto ci incontriamo periodicamente per discutere di radionica e radiestesia, per condividere e imparare. E spiegavo appunto che la radiestesia, come tutte le cose su questo piano della realtà, conoscono una polarità, abbiamo visto infatti, ne ho parlato abbondantemente in passato nel mio canale attraverso alcuni video dove appunto ho spiegato le leggi magiche, le leggi della magia e appunto in particolare dobbiamo sapere che tutto ha una polarità positiva e una polarità negativa. La radiestesia in che modalità è positiva e negativa? Non inteso nel senso più letterale del termine, cioè non inteso come positivo, buono, negativo, cattivo, ma inteso come azione attiva o passiva. Vale a dire che l'uso del pendolino può essere fatto per leggere e dunque è una forma passiva di ricevere le informazioni del mondo che ci circonda proprio attraverso le sue oscillazioni e aiutandoci con i quadranti per individuare le risposte. E dunque questo è un modo passivo di fare radiestesia ed va benissimo, dal punto di vista passivo è sondabile qualsiasi argomento, addirittura possono essere individuati rimedi curativi, abbiamo visto che possiamo individuare lo stato dei chakra, possiamo individuare tantissime cose, addirittura quale può essere l'infuso erboristico più adatto per noi, oppure lo stato di salute generale, possiamo indagare eventuali mancanze di vitamine, insomma il campo di applicazione della radiestesia è immenso.
e dal punto di vista passivo possiamo appunto interrogare qualsiasi cosa dello scibile umano. Dal punto di vista attivo, che è la controparte della radiestesia, invece che limitarci a leggere, possiamo intervenire sullo stato vibratorio. Abbiamo già visto nei vari protocolli precedenti come ruotando in senso antiorario noi andiamo a scaricare, a rimuovere, ad allontanare o eliminare determinate cose che poi possiamo valutare su richiesta, e come invece ruotandolo in senso orario noi andiamo a caricare, correggere, aggiungere e informatizzare. Dunque, mantenendo ben presente questa modalità, abbiamo dunque a disposizione uno strumento straordinario, che dunque ci permette non soltanto di leggere, ma di intervenire in un certo senso. Chiaro che, come avete visto, i protocolli sono numerosi, la possibilità di agire, di intervenire è comunque possibile, è possibile però indagando prima in che modalità agire e su quali direzioni possiamo intervenire. Infatti anche quando io vi presento i protocolli e quando facciamo queste sessioni di radiestesia interattiva, noi arriviamo però con una parte che io ho già fatto precedentemente, cioè io ho già comunque richiesto, indagato, testato, appurato e verificato i vari protocolli, prima domandando l'autorizzazione a farlo, domandando anche i vari aspetti su cui lavorare, domandando se per caso ho trascurato qualche aspetto, chiedendo la collaborazione delle varie diciamo schiere, gerarchie delle intelligenze e delle entità spirituali che sono preposte appunto ad intervenire in determinate situazioni. Dunque quello che vi condivido arriva comunque già diciamo scremato da tutto un lavoro precedente. Ovviamente, come sempre, potete verificare voi stessi a casa, lavorare su cose che vi stanno a cuore, su qualsiasi argomento. Nel tempo lavoreremo, e questo ritengo che sia molto importante farlo, lavoreremo anche per riequilibrare le energie nelle scuole, visto che spesso purtroppo si sente parlare di bullismo o comunque di disagi che gli adolescenti vivono in forme sempre più marcate e per le quali appunto un intervento deve essere apportato non solo insegnando ed educando i nostri ragazzi alla collaborazione, che è un altro punto chiave della Cabala e degli insegnamenti cabalistici, cioè quello di interagire tutti insieme come cellule di un unico grande organismo, e dunque questo sarà sicuramente un aspetto che andremo a valutare nel tempo. Torno comunque a dirvi che domani, a completamento della sessione di questa sera, potrete approfondire le informazioni che vi darà e vi distribuirà il Marietto Veneziano, per continuare appunto a mantenere in ordine e pulita e protetta la nostra casa. Dunque questa sera ci concentriamo tutti quanti sulla nostra abitazione o sull'abitazione dei nostri cari, se vogliamo lavorare anche sull'abitazione di qualcun altro, ma in particolare direi cominciate a godere dei risultati di questo protocollo e a percepire già fino ad ora dei cambiamenti positivi, ovviamente. Potrebbe essere una buona idea quella di testare in anticipo le vibrazioni della vostra casa, magari in questo momento, se avete il vostro pendolino e il quadrante di indagine dei Bovis, per la ricerca dei Bovis, così che possiate fare un confronto il prima e dopo. Io in genere mi dimentico di proporre questa fase perché arrivo sempre molto
molto presa da questi protocolli, dal fatto che comunque siete in linea e dunque sono magari un po' più agitata, anche se magari non vi sembra, ma sono sempre emozionata di trovarvi e di parlare con voi. Allora, per rispondere velocemente, intanto saluto ancora tutti gli ultimi aggiunti. Non voglio fare un torto a nessuno, ma mi sembra che siamo arrivati a Teresa, poi allora Grazia, ti saluto, Rita, Anna Maria, Marisa, Zameina. Rispondo a Vincenza. Dunque, per quanto riguarda la Cabala, io ho già parlato nel mio canale e dunque ti consiglio di andare a vedere indietro. Ho parlato più e più volte della Cabala, c'è un libro bellissimo di Michael Lightman che si chiama I segreti del libro eterno, che vi consiglio caldamente di leggere, e Marietto Veneziano prossimamente anche lui distribuirà delle pillole che riguarderanno questi argomenti. Ad ogni modo abbiamo un gruppo che si occupa in particolare di Cabala, che si chiama proprio i casti sacerdotali. Se ancora non hai chiesto l'iscrizione in quel gruppo, chiedila e sarai la benvenuta. Ora, come ho detto, concentriamoci sulla nostra abitazione, procederemo a pulirla da tutte le forme di entità e forme di vibrazioni negative che esistono, che comunque sono impresse in ogni diciamo, ambiente della nostra casa, nei mobili, negli oggetti, fino in ogni molecola coinvolta nel processo, così che andremo a fare una pulizia molto approfondita e poi passeremo appunto all'ottimizzazione delle vibrazioni all'interno della casa, al creare una schermatura, rimuovere altre forme energetiche o di vita dell'astrale, chiedendo appunto che vengano inviate nei giusti piani di appartenenza, e poi ottimizzeremo appunto le vibrazioni per creare una schermatura anche da malintenzionati, così che l'avremo pulita e tutelata a 360 gradi. Vi ricordo ancora, prima di procedere, che domani, a completamento di questo lavoro che andiamo a fare, nelle pillole del Marietto Veneziano, una uscirà alle 14, una alle 18:30, troverete i circuiti più idonei per proteggere la casa e dunque per mantenerla anche in ordine rispetto al lavoro che stiamo per andare a fare. Benissimo, l'introduzione è durata a sufficienza. Vi ringrazio per essere tutti qui presenti e concentratevi sulla vostra casa. Chiedo alle intelligenze delle gerarchie cabalistiche, chiedo al mio superiore, alle mie guide, ai miei maestri e ai dottori spirituali di rimuovere tutte le vibrazioni, le energie negative che sono presenti in ogni angolo, in ogni ambiente, in ogni luogo che compone l'abitazione in cui vivo e in cui vivono le persone che guardano questo video. Chiedo di comprendere in questa pulizia eventuali pertinenze esterne, garage, cantine, balconi, verande, giardini e tutto quello che possa appunto appartenere appunto al complesso della casa. E chiedo appunto di rimuoverle e di guarirle, sanarle e di trasformarle in energie da destinare poi secondo, in base alla volontà della Divina Provvidenza. Grazie.
Attendiamo che il pendolino perda il moto rotatorio. Okay. Chiedo al mio sé superiore, alle mie guide spirituali, ai miei maestri, alle intelligenze delle schiere cabalistiche e ai dottori spirituali di inviare quelle vibrazioni alla Divina Provvidenza e di ridistribuirle per ogni abitazione che abbiamo ripulito affinché portino un'atmosfera di pace, serenità, armonia, accoglienza, piacevolezza, protezione, senso di rifugio e nutrimento. Ok, ho perso il moto rotatorio, procediamo con un'altra fase della pulizia. Chiedo al mio sé superiore, alle guide e ai miei maestri spirituali e alle intelligenze delle schiere cabalistiche e ai dottori spirituali di rimuovere, informare tutte le entità presenti eventualmente nelle case delle persone che stanno guardando e anche nella mia abitazione e di informarle della presenza di altri piani di esistenza a cui appartengono, di rimuoverli e di accompagnarli nei giusti piani di appartenenza. Chiedo al mio sé superiore, alle mie guide, ai miei maestri spirituali, alle intelligenze delle schiere cabalistiche, di ricolmare il vuoto lasciato dalla rimozione e dall'abbandono, insomma, di queste entità con vibrazioni di armonizzazione nel livello e nel modo più adeguato per tutte le persone che abitano le varie abitazioni, tutti coloro che guardano appunto questo video. Grazie.
Ok, benissimo. Chiedo al mio sé superiore, alle intelligenze cabalistiche, alle mie guide, ai miei maestri spirituali e ai dottori spirituali di rimuovere blocchi, energie negative, vibrazioni negative, poltergeist, demoni, folletti e tutto quello che ho dimenticato di menzionare e che infesta o porta disordine, disarmonia e squilibrio nelle abitazioni delle persone che stanno guardando questa diretta, questo video, di trattare tutte queste entità e di riaccompagnarle ai loro giusti piani di esistenza. Stasera procediamo per gradi perché è molto importante, non voglio agglomerare tutto, ho deciso veramente mi è stato consigliato di procedere così. Ok. Chiedo al mio sé superiore, alle mie guide spirituali, ai miei maestri, alle gerarchie delle intelligenze cabalistiche, ai dottori spirituali, di riempire i vuoti lasciati dalla rimozione di tutte queste cose che abbiamo appunto elencato in precedenza, con vibrazioni di protezione, armonia, abbondanza, serenità, ehm, che dire, tutte le cose più belle che possono appartenere appunto alla sensazione di casa, per tutte le persone appunto che stanno guardando questo video, su tutte le loro case nelle quali abbiamo fatto pulizia. Al termine di questo passaggio procediamo con l'ultimo. Ok? Chiedo infine alle intelligenze cabalistiche, alle mie guide, ai miei maestri, al mio sé superiore e alla polizia spirituale di creare uno schermo di protezione e un guscio invincibile intorno alle abitazioni di tutte le persone che stanno guardando questo video, affinché le abitazioni siano protette in tutti i sensi, anche da eventuali malintenzionati.
Le rotazioni si restringono, dunque siamo quasi alla fine. Benissimo, è diventata un'oscillazione, siamo a posto. Allora il protocollo è concluso, abbiamo proceduto in un determinato ordine, abbiamo sempre controbilanciato, se avete visto, agendo prima rimuovendo e poi apportando, perché è così che funziona nella legge appunto della polarità, dobbiamo sempre tendere all'equilibrio, dunque se agiamo in una direzione dobbiamo controbilanciare con una direzione opposta e contraria e soprattutto quello che mi è piaciuto moltissimo e che sicuramente in qualche modo verrà utilizzato al meglio è che tutte le energie congeste che erano presenti nelle nostre abitazioni sono state trasformate in energie più utili che poi sicuramente dai regni spirituali sapranno come applicare e come utilizzare al meglio. Chissà se qualcuno di voi ha fatto la misurazione prima di cominciare il protocollo e se appunto avete modo di verificare adesso e controllare appunto in che termini e in che modalità è cambiato. Ah, Vincenza, si è addormentato il gatto? Bene, buon segno, quando dormono stanno bene allora. E sì, devo dirvi che il mio Achille anche dorme qua alle mie spalle, dunque devo dire che l'aria sarà sicuramente migliorata. Io vi ringrazio allora per aver partecipato a questa serata, potrete comunque nel tempo riguardare il video ogni volta che sentirete la necessità di fare un po' di pulizie. È chiaro che con l'ausilio della radionica potrete continuare a mantenere la casa in ordine, esistono poi comunque altri rimedi di tipo magico che vedremo poi in futuro assolutamente. Per quanto riguarda comunque i nostri appuntamenti, noi ci rivedremo venerdì con la diretta sempre su questo canale. Ah, bellissimo Marisa, bene, vabbè, immagino che volessi scrivere 9.000 e adesso 15, bene, sono molto contenta, molto molto contenta. Allora, per quanti vorranno approfittare della possibilità delle dirette del venerdì sera per fare delle domande chiamandomi al mio numero 347 8702 622, potrete chiamarmi appunto venerdì tra le 20:30 e le 21 per approfittare appunto di una stesa su una domanda che vi sta a cuore. Noi ci vedremo comunque ogni giorno sui gruppi di Facebook, i casti sacerdotali e magie sibille, tarocchi e radiestesia e agli amici del gruppo Telegram l'appuntamento è per il lunedì e insomma non perdetevi le pillole del Marietto Veneziano. Grazie a tutti per aver partecipato e vi abbraccio fortissimo, vi auguro la buonanotte. A presto, a presto.